È un nuovo anno che inizia, un nuovo girone che inizia tra chi lotta per tenersi stretta questa categoria e chi invece sogna e vuol sognare di lasciarla. Amici di Sportisili, buon anno nuovo, bentrovati al campo sportivo Enrico Fermi di San Vitolo Capo. Questa è San Vitolo Capo 3M Palermo, prima giornata di ritorno del campionato di Serie C1 Girone A di futsal siciliano. Prende il via con una trasferta complicata, una trasferta insidiosa, il girone di ritorno della squadra di Claudio Calandra, che qui si riunisce proprio davanti alla propria panchina contro una squadra che attualmente è penultima in un gruppone di 3 squadre completato dalla città di Canicattì e dall'Isola Calcio a 5, altra squadra che ha deluso le aspettative dopo le prime 13 giornate. Chi invece per il momento non ha deluso le aspettative sono i verde e blu, con Claudio Calandra in panchina e con un roster che si è andato definendo dopo il mercato di dicembre, un roster che sembra aver assunto ormai la sua conformazione definitiva. Chi invece ha un po' cambiato qualcosa rispetto alla fine del girone di andata è proprio il San Vito. Una delle novità la state per vedere, anzi 2 delle novità le state per vedere sul terreno di gioco, ma andremo a vedere pian piano come si è evoluta la rosa. Intanto minuto di silenzio. Terminato il minuto di silenzio, con squadre in campo, con il San Vito che si schiera con Giovanni Voltaggio in porta, poi Peppe Lo Bianco, eccolo qua, una delle novità l'anno scorso all'Athletic Club Palermo, il centrale palermitano classe 89 che torna a San Vito, con lui Antonio Voltaggio con il numero 7, Fabrizio Allegra con il numero 11 e Benito Mazzonello, altra novità classe 2002, appena approdato alla corte di Riccardo Daidone e Mauro Basile, che sono anche quest'anno i 2 tecnici della formazione sanvitese. Risponde il 3M Palermo con Ciccio Virruso che torna tra i pali. A completare il quintetto ci pensano Stefano Affaticato, Cristian Calvaruso, Alejandro La Rosa e Riccardo Runfolo, oggi proposto in quintetto iniziale. Naturalmente una scelta che vedremo se pagherà i suoi dividendi. Intanto si attende che tutto sia a posto, tutto sia in ordine per dare il via alla partita. Primo pallone che verrà gestito dagli ospiti. Tanto fa freddo a San Vitolo Capo, non è una novità in questo periodo. Tanto inizia la partita, mettetevi comodi, prende il via San Vitolo Capo 3M, prende il via il girone di ritorno della Serie C1 di futsal. Tanto subito attacco vivo per il 3M, tiro di Runfolo deviato e messo in calcio d'angolo. L'angolo che verrà battuto da Cristian Calvaruso indietro per La Rosa, in posizione di ultimo uomo, allarga per Affaticato, conclusione che attraversa tutto lo specchio alla porta. Affaticato protagonista con una doppietta nell'ultimo incontro giocato al Paladon Bosco dal 3M. Subito Mazzonello, Voltaggio, Lo Bianco chiede il pallone di ritorno, l'ex giocatore tra le altre di Villaure Athletic Club Palermo, che come dicevo prima 2 stagioni fa era qui a San Vito in un roster a forte matrice palermitana in quella circostanza. Ora torna per dare una mano ad una squadra che ha assoluto bisogno di punti per evitare la retrocessione, ma c'è ovviamente ancora tutto il tempo anche per uscire dalla zona
play out. Intanto Runfolo prova a girarsi a calciare, viene stoppato da Mazzonello, affaticato, altro tiro respinto da Allegra, poi lo bianco va a correre proprio il numero 16, fermato da affaticato. La Rosa prova ad andare, fronteggia Voltaggio, va a calciare col sinistro, bravo qui Voltaggio, Giovanni Voltaggio ad aprire l'ala sinistra e a stoppare con la manona la sua conclusione. C'è un po' di vento che ogni tanto si alza, per il momento scongiurato il rischio pioggia che sembrava poter essere concreto, almeno a giudicare dalle previsioni. Qui intanto Runfolo dentro, gran chiusura da parte di Mazzonello, si era inserito perfettamente sul secondo palo Calvaruso, angolo per il Trem che inizia a predominare il terreno di gioco, gli ultimi metri, e angolo. Il secondo arbitro corregge il numero 7 che va da affaticato. La Rosa preso in controtempo, i due l'anno scorso al Mistral Carini in Serie B, e C1 che parte con una settimana di ritardo rispetto ad altri campionati dilettantistici, come ad esempio il caso della C2. Qui affaticato, intanto riesce ad andare via, affaticato calcia, la palla non prende il giro verso l'interno e si perde fuori, dicevo, della C1 che è incoronato la scorsa settimana in quel di Via Grande la vincente della fase regionale della Coppa Italia. Si tratta del Rosolini che è stato carnefice delle squadre palermitane, avendo battuto per 6-1 l'Athletic Club Palermo in semifinale, per 5-3 il Palermo Calcio a 5 nella finalissima giocata domenica scorsa. Intanto affaticato, cerca la palla dentro, la stoppa Fabrizio Allegra, rimessa laterale in zona d'attacco ancora per il Trem, che per il momento sta predominando il campo. Affaticato, finta di servire la Rosa, va da Calvaruso. Quell'anticipo di Lo Bianco su Runfolo, poi Lo Bianco non riesce a liberare, reclama un contatto falloso con Calvaruso, tutto ok per il tandem arbitrale. La Rosa cerca Runfolo, spalla alla porta, Lo Bianco gli mette le mani addosso, si gioca. E allora Mazzonello prova a prendere il centro, resiste alle cariche, poi Lo Bianco, passaggio intercettato, fallo laterale proprio davanti alla postazione, come vi stavo raccontando la partita, per il San Vito. Qui Mazzonello che si affida ancora a Peppe Lo Bianco. La palla recuperata da Calvaruso che si invola, Calvaruso calcia male. I due Voltaggio a scambiare, con Antonio Voltaggio che si affida allo Bianco. Ora Mazzonello nuovamente dal 2. Antonio Voltaggio, Lo Bianco pressa alto il Trem, in difficoltà il San Vito, riesce a liberare con Mazzonello che controlla. Lo Bianco la mette fuori, pressato, non può far altro, invita i suoi a salire mister Calandra. La Rosa punta Mazzonello, finta di calciare, ancora la Rosa, calcia adesso in controtempo, colpisce in pieno il 16, ancora Leandro La Rosa. Runfolo punta Lo Bianco, sfida tra pesi massimi, conclusione ribattuta, poi in qualche modo Allegra. Voltaggio fermato da Calvaruso che sta facendo un ottimo lavoro, già il terzo pallone recuperato nei primissimi minuti di partita dal numero 7, l'anno scorso capocannoniere, quest'anno più sacrificato. Adesso prova a puntare Mazzonello, calcia con l'esterno, la respinta, poi il rinvio da parte di Lo Bianco, ma è ancora assedio Trem. Calvaruso al tiro e la palla fuori di pochissimo, occasionissima per il Trem. Aspetta Manu, aspetta. Cristian, non tagliamo, troppo spazio, Aspetta. Voltaggio. Ora Cristian, ora. Palla in verticale, ha faticato subito a recuperare, poi la palla che va fuori, l'ha lasciata uscire Calvaruso, che c'è stato il tocco di Allegra. Di nuovo Cristian.
La Rosa, ancora a puntare Mazzonello che non gli dà punti di riferimento, passa davanti Runfolo, ancora la Rosa, sfoga l'azione su Affaticato, ancora il 13. La Rosa cerca Calvaruso, palla di ritorno, letta da Voltaggio, poi Allegra, prova a far viaggiare il 7, ma c'è un altro 7 che recupera ed ancora Calvaruso. Runfolo, squadra un po' più lunga, Runfolo prova a puntare lo bianco, poi desiste, fa arrivare i compagni, e allora la Rosa, Affaticato, nuovamente il 13, Calvaruso, la Rosa ancora, contro Voltaggio che lo guarda fisso negli occhi. Runfolo, può essere zona di sparo, quella decide di servire in avanti lo bianco, scusate, in avanti Calvaruso, tocca lo bianco e angolo. Affaticato, palla per la Rosa, contro Voltaggio, questa volta saltato, e lo bianco che si oppone, allora rimessa in zona d'attacco per il Trem e continua a dominare. Affaticato, Calvaruso, la Rosa, prova a puntare, la Rosa va sul fondo, la Rosa incrocia col sinistro, la palla esce di pochissimo, occasionissima per Aleandro La Rosa. Lo bianco allontana, la meglio Affaticato su Allegra, arriva Mazzonello, ancora Affaticato, forse con un braccio il 16 si gioca, fischio, forse un po' tardivo per il colpo col braccio sinistro da parte di Benito Mazzonello. La Rosa verticale, si era fermato Calvaruso, poi Affaticato rischia, sbucciando il pallone torna sullo stesso, evitando Allegra. Qui in qualche modo ha rimediato al suo stesso errore. Calvaruso, Affaticato! Ancora Affaticato! Il goleador che non ti aspetti. Sblocca la partita per il Trem che dai e dai alla fine riesce a bucare la difesa del San Vito. È 0-1. Buona lei, buona Ste, dai raga! Bravo Stefano! Bravo Cristian! Alla fine c'è riuscita la squadra di Calandra a trovare il pertugio giusto, il varco giusto per far gol. E l'ha fatto con il centrale, ormai sempre più a suo agio in fase realizzativa. Occhio alla Rosa intanto, conclusione fuori. Intanto tutto ok. Dai! Peppe! Cristian, no, Cristian! Ma no! Aspetta! Si può riprendere. Battuta lunga di Lo Bianco, Allegra controlla, Affaticato dopo averlo quasi lasciato controllare. La Rosa dall'altra parte, serie di finte sullo Bianco, la Rosa, altra finta, la Rosa! Dopo aver fatto tutto bene, gli è mancato soltanto il gol, che poteva essere quello dello 0-2. Lo Bianco. Qui intanto scontro Runfolo Mazzonello. Peppe, Peppe! Peppe! Manu! Dai! Buona, lei! Dai! Ora vedi. Sì. Chi là deve entrare? Stiamo attenti. Da qua. Tanto debutta in partita Ricotta al posto di Runfolo. Un minuto. Ancora a terra Mazzonello. Si rialza il numero 16, accompagnato a bordo campo, è pronto al suo posto Lucido, quindi cambia l'under in campo per il San Vito, così come è cambiato anche in casa Trem prima con l'ingresso di Ricotta. Ora Peppe! Rimani Peppe! Riprende il gioco proprio con Lucido. Peppe il passaggio! Ora Peppe! Lo Bianco, Assieme! Abbasso di ora! Voltaggio, Lo Bianco pressato da Ricotta, prova a non farlo girare, alla fine la palla va fuori, rimessa a San Vito.
sempre fastidioso in fase di pressione, l'ex Iato. Lucido, verticale, cerca Allegra che tocca, ultimo tocco ed è affaticato, rimessa proprio per il bomber del San Vito che trova lo bianco. Giovanni Voltaggio ai secondi si appoggia allo bianco, poi Lucido cerca la verticale su Allegra, questa volta in vantaggio affaticato che però tocca perché non è abbastanza lesto nella gestione, più rapido con gli artigli Fabrizio Allegra. Qui la rimessa di Lo Bianco intercettata da Ricotta che concede solo fallo laterale. Allegra prova a girarsi, Allegra in qualche modo lo fa, poi affaticato si stacca, intercetta il suo passaggio. Ricotta, La Rosa, Calvaruso, affaticato, verticalizza, c'è lo scambio in quello che è un esercizio provato sempre da tutte le squadre in fase di warm up. Intanto Calandra ci vuole parlare su e dall'angolo chiama time out. Venisse da muovere, Michele. Ma non perché non puoi stare, perché siamo vestiti uguali, il collega sembra che sono io. Tanto invitato a salire sul livello delle panchine Claudio Calandra dal direttore di gara, proprio perché sono tutti vestiti di nero, sia il tandem arbitrale che lo stesso tecnico. Si riprende con l'angolo battuto male da Ricotta, allora attenzione ad Allegra che prova a sprintare, recupera il 27, allora attacca a difese schierate il San Vito con Lo Bianco intercettato, il suo passaggio da La Rosa ha rischiato enormemente il numero 2. Eccolo Lo Bianco, verticalizza su Allegra che anticipa affaticato, bravo però l'autore del gol che ha sbloccato la partita a recuperare il pallone. La Rosa prova a passare, circumnaviga la linea bianco-blu, poi cerca di fare la giocata sul Lucido, serie di finte, La Rosa, sinistro, altra finta, sempre La Rosa, cerca di creare superiorità, poi va a calciare, intercetta Lo Bianco e sarà ancora angolo per il Trem. Intanto rimedia alla bene meglio Calandra con una casacca. Vicino a lui tra l'altro c'è Cottone che sarà presumibilmente il prossimo ad entrare, qui no look di La Rosa. Palla che finisce in fallo laterale, Cottone che prende il posto di Calvaruso. Ecco La Rosa. Cottone, prima palla della partita dell'ex tra le altre di Bagheria, Canicattì e Cus Palermo, giusto per citarne alcune. Cottone si rifugia da Virruso, praticamente inoperoso, fin qui il portiere del Trem che è costretto a lanciare di testa Lo Bianco, arriva per primo Allegra e disorienta Ricotta, Allegra 1 contro 1, Allegra di punta, ancora affaticato, e allora riparte il Trem con Ricotta, tutto gas Ricotta, respinge Voltaggio e palla in fallo laterale. La Rosa. Può avanzare La Rosa, verticalizza poi su Ricotta, un pallone non semplice da gestire, allora Antonio Voltaggio che recupera, scambia con Lo Bianco. Lucido, Voltaggio, Lo Bianco, palla ancora gestita in qualche modo
dal San Vito che non riesce nella giocata di sfogo, di alleggerimento di Lobianco. Sta facendo tantissima fatica la squadra di Daidona e Basile a costruire il gioco. Merito senza dubbio degli ospiti, che fin qui non stanno concedendo nulla. Ha faticato col controllo in corsa, colpisce il palo, era rimasto fermo qui Giovanni Voltaggio. E qui il rammarico forte per non aver coperto il palo. Qui Lobianco ha rischiato tantissimo il San Vito con Giovanni Voltaggio che supera la metà campo, e allora situazione di power play che in realtà non si concretizza perché torna indietro il portiere. Ora sì, Peppe! Un rischio forse eccessivo, quasi gratuito considerando la situazione. Intanto tiro anche un po' di frustrazione da parte di Antonio Voltaggio alla palla che si perde fuori. Una sì. È questa. Passo dietro, Antonio. Ci stiamo allungando. Si può riprendere con la rimessa da fondo, battuta da Virruso. La Rosa è già nella metà campo avversaria, il 3M con Ricotta che serve ancora a Leandro La Rosa. Cottone. Ha faticato Cottone La Rosa. Ricotta. La Rosa cerca il movimento continuo dei giocatori senza palla e il 3M. Cottone viene incontro Ricotta, scambiano i due. Poi la lascia il 10 per Leandro La Rosa. Ha faticato, si è sganciato, cerca la palla dentro, in realtà diventa un tiro, palla che si perde fuori. Si scusa con Cottone, il quale però apprezza. Da Giovanni ad Antonio Voltaggio, palla allo bianco, ancora il 7. Per il momento scelte ridotte in casa San Vito, un solo cambio. Per il momento si sta scaldando nuovamente Mazzonello, poc'anzi sembrava scaldarsi anche Liparoti, così non è stato. Almeno così non sembrava. La Rosa. Spazio ancora per Affaticato, sta provando a sfruttare tantissimo quest'arma il 3M. Ricotta con la respinta, un po' di Lobianco, un po' di Voltaggio e ancora ad un passo dallo 0-2 il 3M che si rende conto di quanto il quintetto avversario collassi nella zona di Cottone La Rosa e allora sfrutta la libertà concessa ad Affaticato. Qui un po' di libertà ce l'aveva proprio Liparoti, l'ho menzionato poco fa, è entrato in campo. Un po' di riposo per Allegra, si sta preparando anche Pappalardo. E quindi il primo tiro nello specchio della porta di questa partita per il San Vito lo ha effettuato proprio il nuovo ingresso dalla panca. La Rosa fronteggia, poi decide di rallentare un po' anche perché il resto della squadra, come dice Virruso, è ferma. Ha faticato per Cottone. Cottone finge di andare alla Rosa che adesso riceve La Rosa, respinto da Antonio Voltaggio, ennesimo angolo per il 3M. Cottone ha faticato, viene incontro Cottone che riceve, ancora affaticato, serve La Rosa. La Rosa col blocco di Affaticato finge di calciare, manda per le terre Voltaggio, poi prova a piazzarla e la palla è uscita veramente di centimetri. Ma tutta la costruzione, tutta l'azione è stata veramente pregevole, con La Rosa che prima ha fatto sedere Voltaggio con la finta di tiro, poi ha cercato di metterla prendendo in controtempo l'altro Voltaggio, ovvero il portiere Giovanni Voltaggio. Liparoti, Pappalardo, eccolo il 10 subito coinvolto nell'azione, Ricotta su di lui, lo tiene lontano col braccio il 10, palla per Lucido che cerca il tacco, trova La Rosa, poi ancora si lotta, arriva per primo Affaticato, si continua a giocare con la palla recuperata dal San Vito. Antonio Voltaggio, praticamente da fermo va a puntare tutta la difesa, appoggia Pappalardo. Pappalardo contro Ricotta,
sterza il 10, poi la Rosa prova a recuperare, non ci riesce. Liparoti, l'anticipo di Voltaggio che evita Cottone, ancora Voltaggio, sgambetto di Ricotta, calcio di punizione, dovrebbe essere il secondo fischio contro il Trem. Arriva, arriva. Gianmario. Calcio di punizione. C'è il fischio per Voltaggio che calcia fuori. Vieni, aiutalo. Aspetta, tienila. Gira. Stefano, tieni. Tienila! C'è la palla subito a cercare Fuschi che è appena entrato in campo. La Rosa Cottone, eccolo Fuschi. Subito nominato a furor di popolo capitano del Trem. Atteso di poter tornare a disposizione, si è subito dato da fare per la squadra. Tanto non fortunato qui nel rimpallo il numero 9. Perché questo fatto che scendono da qua. Giusto. Aspetta, vieni Giamma! Vieni Giamma! Ora! Sali! Lucido. Pappalardo alla pressione di Ricotta, alla fine guadagna, fallo laterale il Trem. Al solito ottimo lavoro in fase di pressing da parte di Peppe Ricotta. La Rosa che va ad eseguire la rimessa su Cottone. Fuschi. Gianmario! È dentro! La Rosa Lungo, vieni qua uno! quasi attende in maniera passiva il San Vito. Poi Ricotta però a passare, lo ferma a Palardo, sarà rimessa ancora in zona d'attacco, ancora per il Trem che veramente fin qui ha concesso le briciole. Deve però cercare di ampliare il suo vantaggio per avere un po' più di serenità la squadra di Calandra qui con la Rosa che cerca Fuschi, lo cerca forse con un attimo di anticipo. Lucido riceve dal suo portiere, poi cerca la verticale, troppa fretta, troppa frenesia causata naturalmente dalla squadra ospite che torna a gestire il pallone. Adesso quintetto esperto con Cottone e Fuschi anche per gestire meglio la palla. Qui buona la giocata di Voltaggio che serve Pappalardo, prova a distendersi il San Vito ma Liparotti preferisce gestire con calma da Lucido. Voltaggio prova a puntare la Rosa quasi in cespica, poi serve Liparotti il quale non riesce ad agganciare, c'è stato però il tocco, allora angolo per il San Vito che si affaccia in attacco. L'intercetto da parte di Fuschi e prova ad andare, corre la Rosa davanti a Voltaggio che lo ipnotizza e nega il pareggio, ma attenzione a Voltaggio dall'altra parte e palla che viene ancora giocata. Che ha rischiato Virruso. Fuschi. Lungo già! È dentro! La Rosa, altra giocata individuale, la Rosa cerca di liberarsi, la palla esce ancora di pochissimo. Forse ha un po' sulla coscienza magari un paio di circostanze in cui poteva essere più concreto sotto porta, ma ci sono state anche circostanze in cui è stato anche sfortunato. Qui intanto il gol di Lucido all'improvviso, beffata la difesa del Trem, ci ha creduto Lucido che ha battuto Virruso e parità. Dai. La palla più
Alberto. Ora. Alberto e Michele. Sì, sì, qua, però qua messi bene, Dai ragazzi, oh dai! Albi, dai! Tanto torna Runfolo. Si prepara anche Delisi. Va a servire Fuschi, il tocco di lucido angolo. Adesso prova naturalmente a reagire il 3M che ha sprecato veramente tantissimo prima di pervenire, prima che il San Vito pervenisse al pareggio. La Rosa a calciare. Intervento di Voltaggio che poi Scucchiaia addirittura va a trovare Liparoti, fermato dalla Rosa quasi alla disperata. Momento di confusione, deve cercare di mettere tranquillità il quintetto in campo, mentre perde palla lucido sulla pressione di Cottone. Runfolo non trova la Rosa. C'è il time out chiesto da Mauro Basile, 1-1. Termina il minuto di sospensione, non ce ne sono più per il primo tempo. Sia Daidone Basile che Calandra hanno già chiesto di fermare la partita. Tanto evidentemente Capodanno non è ancora finito da queste parti, ancora qualcuno con delle micette. Chiudila! Liparoti, andiamo in cronaca. Pappalardo a puntare Runfolo, poi scarica indietro su Antonio Voltaggio. Mazzonello tornato sul rettangolo. Voltaggio da fermo, se la deve togliere, se la toglie andando da Pappalardo che sbaglia. La verticale su Mazzonello. Palazzotto debutta in partita, con lui anche a breve Delisi. La Rosa va da Runfolo. Runfolo, serie di tocchi di suolo, poi ancora la Rosa. Runfolo guarda la porta, la cerca, trova l'ennesima deviazione, altro angolo per il 3M. Fuschi per Palazzotto, ancora Fuschi, i due si trovano ma non in maniera definitiva e allora Mazzonello la mette sulla strada, fallo laterale 3M. Con Delisi che prende il posto di Fuschi. Runfolo. Delisi, sterzata e destro di Delisi, blocca Voltaggio che lancia subito verso Liparoti. Liparoti rimontato. La Rosa. E poi la Rosa la mette fuori, rimasto a terra Liparoti. Si rialza Liparoti e il San Vito restituisce. La Rosa. La Rosa riesce a liberarsi, è defilato, prova a metterla dentro, non c'è nessuno però a riempire l'area nel 3M. E allora riparte il San Vito. Voltaggio
Guarda la porta perché la può cercare, per poco non la trova e per poco non trova anche Pappalardo. Occasione San Vito. Dai, calma. La Rosa cerca Palazzotto, lo trova Palazzotto, altra deviazione, questa volta di Liparotti, angolo, è l'ennesimo. E allora occhio proprio a Michele Palazzotto. Non si muove nessuno, allora si riparte da dietro, Liparotti intercetta. Arriva il pallone, finalmente si può giocare. La Rosa va a puntare Voltaggio. Occhio a De Lisi che ha spazio. De Lisi prova a puntare Liparotti. De Lisi con la respinta ancora da parte di Giovanni Voltaggio. La rimette subito in gioco Virruso. Non vuole concedere tregua agli avversari il Tremme, che sa per il momento di avere sprecato tanto. Qui la Rosa non trova la porta e rientra in partita Lo Bianco. Sei solo Manu, sei solo, vieni. Chiudila. Sì, Manu. Eccolo Lo Bianco. Il passaggio, Mazzonello. il passaggio, Emanuele. Sì. Lo Bianco cerca di fiondare, ma non ci sono compagni a servire. Allora Virruso può andare dal fondo. Alberto, scarica dentro e vai. Sì, con lungo al B. Palazzotto si appoggia alla Rosa, che da questa parte adesso gioca a destra. In questa azione cerca Runfolo, lo trova. Runfolo prova a lottare, allontana Mazzonello. Andiamo. Palazzotto spalla alla porta, Runfolo prova a girarsi, serie di tocchi contro Lo Bianco, poi ancora Mazzonello costretto a spazzare, il déjà vu dell'azione precedente. La Rosa, tutto defilato Runfolo, la Rosa calcia, smanaccia Voltaggio, questa volta a spazzare ci pensa Peppe Lo Bianco. De Lisi evita Liparotti, De Lisi destro, palla fuori. Fondo per il San Vito con Voltaggio che cerca subito Lo Bianco. Abbassati Manu. Bravo. Voltaggio va a calciare, Virruso in qualche modo. Poi Palazzotto calcia. Ed è finito il primo tempo, è 1-1 tra San Vito e Tremme Palermo. Vantaggio della squadra ospite col gol di Affaticato. Il pareggio di Lucido dopo tante occasioni sprecate dagli ospiti. Si torna tra qualche minuto. Intanto andiamo in break. Voi naturalmente restate con noi. Sì, è un evento storico. Per la prima volta che questo evento, il torneo delle regioni, un torneo importante in ambito dilettantistico, viene organizzato in Sicilia. A dimostrazione di una straordinaria collaborazione, armonia tra le istituzioni e il mondo del calcio, una armonia che noi auspichiamo ad ogni livello anche in altri ambienti al di fuori della regione Sicilia. Questa è un'occasione anche per dare ai ragazzi il modo di confrontarsi fisicamente, non con le PlayStation, quindi un modo di socializzare e finalmente tornare ad essere umani. È uno degli aspetti più importanti della competizione. Tantissimi giovani, adolescenti provenienti da 20 regioni d'Italia hanno la possibilità di confrontarsi, di conoscere dei luoghi nuovi, diversi, di potersi relazionare. E questo credo che sia una delle cose più belle che noi possiamo offrire ai ragazzi. Presidente, cambiando un attimo ambito, si avvicina la data del 3 febbraio, l'assemblea elettiva, come procede la tabella di marcia?
c'è un programma, c'è una piattaforma, continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto, confronti continui con tutte le componenti, perché non è un problema di una candidatura, il problema è trovare le condizioni di equilibrio di un lavoro che possono portare dei vantaggi a tutto il mondo del calcio. Senti, facendo un bilancio tuo finale, come lo giudichi alla fine? Secondo noi è stato positivo? Io lo ritengo positivo sia sotto il profilo dei risultati sportivi, abbiamo centrato dei risultati storici, la prima volta l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, abbiamo vinto il premio Burlaz per la prima volta nella storia, l'Under 19 ha vinto il campionato europeo, l'Under 20 è secondo al campionato del mondo, abbiamo vice campione del mondo in beach, abbiamo fatto dei risultati importanti. Certo, potevamo fare meglio con una qualificazione ai mondiali che sapete come ci è sfuggita proprio qui a Palermo, sapete come potevamo fare meglio al campionato europeo, però la nazionale si sta riprendendo, abbiamo credo un allenatore importante. Sotto altri aspetti di politica sportiva credo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, soltanto chi vuole creare strumentalizzazioni può andare oltre, ma credo che i risultati sono piuttosto evidenti. Senti, la scelta di molti stranieri chiude lo spazio ai nostri ragazzi e questo può essere un torneo che magari può dargli anche l'entusiasmo per poter continuare, magari viene fuori un campo. Ma io credo, sono molto fiducioso perché c'è una sorta di inversione di rotta nella politica di gestione del materiale tecnico dei nostri giovani da parte delle società. L'ho detto prima, i risultati delle nostre nazionali giovanili sono risultati strabilianti, bisogna soltanto saper conciliare la qualità del talento con l'opportunità nel farli giocare. L'auspicio è che molte società, come già stanno facendo, continuino a utilizzare i nostri giovani e questo farà bene non solo alle nazionali ma anche ai club. Presidente Castiglia, partiamo dalle cronache del weekend, la meta continua a rappresentare al meglio la Sicilia nel futsal nazionale. Assolutamente sì, un grandissimo evento a Catania, Supercoppa di Serie A, più di 3.000 spettatori, un qualcosa di unico e spettacolare con la vittoria di una società siciliana, la Meta Catania, vincitrice dello scudetto e anche adesso la Supercoppa. Più in generale, anche se ormai sei in orbita nazionale, qual è lo stato di salute del futsal siciliano guardandolo anche su scala nazionale? Ma devo dirti, la Sicilia sicuramente è una delle regioni più presenti, ma anche a livello nazionale una grandissima crescita, un futsal sempre più presente nello sport dei giovani e anche dei meno giovani, quindi questo era un qualcosa che fa piacere e che porta sempre in alto il calcio a 5 a livello nazionale. Facciamo adesso un punto per quello che è l'inizio del tuo mandato da presidente della divisione, come stanno andando le cose e quali sono anche i programmi sul breve e sul medio-lungo termine. Devo dirti che sta andando tanto bene, ho accelerato tantissimo, ho al fianco il presidente Gravina, il presidente Abete, una divisione che torna in consiglio federale, quindi tanto, come dire, tante cose fatte ma tantissime ancora cose da fare.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui dal campo sportivo Enrico Fermi di San Vito Lo Capo. Mancano solo gli arbitri, sono rientrate entrambe le squadre per il secondo tempo tra San Vito Lo Capo e Trembe Palermo. 1-1 per il momento, con gli ospiti che erano passati in vantaggio grazie al gol realizzato da Faticato. Ancora in gol il centrale della formazione palermitana. Poi il pareggio firmato da Lucido dopo tante occasioni non mandate a bersaglio dagli uomini di Calandra che manda in campo per questo inizio di secondo tempo Virruso, poi Palazzotto, De Lisi, La Rosa e Runfolo, ovvero sì, i giocatori che hanno finito il primo tempo. Dall'altra parte c'è Giovanni Voltaggio, Tre Pali, Lo Bianco, Mazzonello, Liparoti e Antonio Voltaggio, quindi fondamentalmente il quintetto iniziale, tranne Liparoti che gioca al posto, almeno rispetto al quintetto base, posto di Allegra. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Si riparte per i secondi 20 minuti con il San Vito che muove il primo pallone della ripresa. Liparotti non riesce a tenerlo, allora Palazzotto riesce a gestirlo in qualche modo, poi cambia fronte, va da De Lisi. De Lisi va sul fondo, passaggio intercettato, l'uscita da parte di Voltaggio. Ecco Antonio Voltaggio adesso finge di verticalizzare, appoggia su Lo Bianco, Liparotti, palla per Antonio Voltaggio, sicuramente uno dei più intraprendenti, il resto giocatore di qualità. Qui Liparotti non riesce a controllare Mazzonello sull'ottima pressione da parte di De Lisi. E può avanzare Palazzotto col tocco su La Rosa. De Lisi, La Rosa, Runfolo cerca di passare sullo Bianco che però allarga il gambone, mette in fallo laterale. Palazzotto, La Rosa cerca Runfolo e spalla alla porta il pivot del Tremme. Palazzotto, De Lisi. De Lisi si defila contro Voltaggio, la respinta di Giovanni Voltaggio. Era Mazzonello in realtà ad affrontare De Lisi, poi Palazzotto con un fallo su Liparotti. Secondo il direttore di gara c'è anche il giallo per Michele Palazzotto. Primo ammonito della gara. Dunque, primo fischio del secondo tempo che provoca anche un provvedimento disciplinare con l'ammonizione nei confronti di Michele Palazzotto. Intanto si alza il vento su San Vito Lo Capo, adesso fa particolarmente freddo. Prende una lunga rincorsa Lo Bianco, vediamo quali sono le idee del numero 2, c'è il fischio dell'arbitro, è uno schema su Mazzonello che non controlla, vanifica tutto. Buona, bene, giusta. Palazzotto corre veloce per andare subito ad invadere la metà campo avversaria del Tremme, qui La Rosa sul fondo, torna indietro, viene pressato da Mazzonello, forse la palla era uscita. De Lisi su Palazzotto, poi Runfolo attende l'arrivo dei compagni, De Lisi arriva con un attimo di ritardo e palla che si perde fuori dopo la deviazione. Allora La Rosa,
Palazzotto si sgancia. Troppo Andrea, troppo. Ancora troppo. Palazzotto sinistro ribattuto, poi Runfolo da ultimo uomo, calcio anche lui. Sì, Andrea, sì, Anche qui Andrea, una dai, respinta, Andrew. è un altro angolo. Frontale Andrea. Palazzotto. La rosa Runfolo. Runfolo prova a girarsi questa volta, c'è la respinta, poi lo bianco mette fuori. Adesso riprende la pressione da parte del 3M. Palazzotto, De Lisi. Poi la rosa in qualche modo arpiona la palla. Va a puntare Voltaggio, ancora la rosa, scarica su Palazzotto. Conclusione, una via di mezzo tra un tiro e un servizio a secondo palo per Runfolo. C'è comunque la deviazione, c'è la rimessa per la squadra di Calandra. Qui Palazzotto la fa scorrere, la controlla la rosa, serve Runfolo. Occhio, dai. Prova a cambiare fronte, Liparotti stoppa anche questo passaggio. Dovrebbe essere fallo laterale a giudicare Occhio sempre Andrea. dal gesto del direttore di gara, che non ha indicato il dischetto ma ha allargato semplicemente il braccio, quindi una rimessa per il 3M. De Lisi, Palazzotto la fa passare, Runfolo per la rosa, prova a passare in qualche modo, poi serie di tocchi, ne esce vincente Antonio Voltaggio, la rosa in fallo laterale. Lo bianco chiede movimento ai compagni, prova ad appoggiarsi a Mazzonello che non può controllarla. Allora il 3M torna in possesso con De Lisi che appoggia alla rosa. Palazzotto defilato questa volta in avvio di azione. De Lisi prova a puntare Liparotti, ancora De Lisi, il blocco di La Rosa, destro di De Lisi, la palla smanacciata fuori da Voltaggio. L'occasione per l'ex di turno. Palazzotto prova a passare, la tiene in qualche modo, ancora Liparotti, ancora in angolo. Occhio all'uomo, messi bene, siamo messi male. Altro angolo per Palazzotto, non controlla bene De Lisi e dunque perde un po' il ritmo dell'attacco il 3M che rimane nella metà campo avversaria. Runfolo cerca la palla di ritorno per la rosa che non arriva davvero per un istante. Sali Giovanni. Occhio. Lo bianco lancia lungo, Liparotti fa sponda di testa, palla direttamente fuori. Andrea, bene in posizione. Tanto si prepara Stefano affaticato nel 3M che qui attacca con la rosa, evita lo bianco il quale forse se lo porta giù. Tonio. L'arbitro lascia giocare. Stanno giocando. Qui sbaglia la rosa, lo bianco recupera, l'attenzione a Mazzonello proprio per lo bianco che si sgancia e calcia, respinge Palazzotto, angolo San Vito, Palazzotto che prova a suonare la carica, squadra che sembrava ferma ancora all'episodio di prima, Facci tu. un po' ferma sulle gambe, allora occhio all'angolo, Mazzonello, Dai Andrea. lo bianco con la palla che termina in strada. Girati che stanno giocando. Girati. Palazzotto, la rosa per Calvaruso che è tornato in campo, palla centrale, Runfolo si libera, calcia su Mazzonello, vediamo la decisione, angolo. Arbitro, si è fatto male. Occhio! Palazzotto a calciare, il miracolo di Voltaggio, angolo. La rosa cerca Runfolo dall'altra parte, il controllo. Qui intanto palla dentro, la rosa ancora intercettato, Calvaruso, addirittura Runfolo ad opporsi, poi dall'altra parte Liparotti prova a ripartire. Voltaggio mentre si schiera il quartetto del 3M e Runfolo stoppa. Mazzonello
Prova a passare contro Palazzotto, lo ferma Runfolo che gli porta via il pallone. Palazzotto scucchiaia addosso al numero 16 avversario. Occhio, occhio, occhio al centro. Palazzotto. Calvaruso. Calvaruso da fermo contro Riparoti. Runfolo, addirittura palla bloccata dallo bianco. Poi Riparoti prova a passare, allunga la falcata contro Calvaruso. Strattonano i due in maniera reciproca. Alla fine il direttore di gara premia la difesa. Mentre chiede il cambio Liparoti, molto stanco. Allora si prepara Allegra. Runfolo. Affaticato, appena tornato in campo. La Rosa. Va bene, va bene. Affaticato, viene incontro Runfolo e viene servito contro lo bianco. La Rosa prova a puntare Voltaggio, serie di finte, palla per Affaticato che ha ancora spazio per sganciarsi, difende bene il primo palo Voltaggio. Poi Liparotti cerca di passare ma si gioca. La Rosa accelera, la Rosa sinistro, Calvaruso con l'appoggio vincente torna in vantaggio il 3M e 2-1 il tap-in di Calvaruso. Sei 1 contro 3, capito? Levati sta palla, rigiriamo. È chiaro che dobbiamo E dunque cambia il punteggio, torna in vantaggio il 3M che era tornato a spingere, ha avuto anche un paio di opportunità importanti, nulla ha potuto Voltaggio con la Rosa che proprio ha deciso di accelerare e poi ha trovato questa palla che forse sarebbe finita dentro anche senza la correzione da parte di Calvaruso. Come dicevo, chiamato più al sacrificio rispetto all'anno scorso in cui comunque era un giocatore più votato alla finalizzazione. Però il gol non manca mai. La Rosa sfoga su Runfolo che prova a liberarsi ancora. Runfolo calcia fuori, si era sganciato Affaticato, chiede scusa a fine azione. Il pivot con la maglia numero 19 del Trem. Mazzonello. Lo bianco. Antonio Voltaggio. Prova a passare su Calvaruso, alla fine ci riesce, poi la Rosa lo ferma col fallo. Punizione. Andrea, vieni qua per favore. Vieni qua, grazie. Vieni a sederti, grazie. Andrea, ti vieni a sedere per favore. C'è la punizione con lo bianco che appoggia su Voltaggio. Davanti a sé c'è la Rosa, pattina un po' il numero 13, allora Voltaggio prova a prendere vantaggio ma non ci riesce. Lo bianco, Mazzonello dentro, una buona palla ma l'area era vuota. E allora la Rosa, Calvaruso, la Rosa. Affaticato. Vuole la gestione del pallone Calandra. Runfolo, spalle alla porta, prova a girarsi, la tiene, poi scarica, Affaticato. La Rosa riesce ad evitare Allegra che poi torna su di lui, ancora la Rosa. Un mismatch in termini atletici, qui conclusione ribattuta da Giovanni Voltaggio che fin qui si è praticamente sempre fatto trovare pronto. Le uniche due occasioni in cui davvero non poteva nulla sono state quelle dei gol. Antonio Voltaggio col blocco di Mazzonello, ancora Voltaggio va giù nel contatto con la Rosa, si continua a giocare, poi l'arbitro fischia contro il Trem.
Un fischio contro la squadra palermitana. Barriera scomposta per Virruso. E punizione che viene battuta da Lo Bianco. Colpisce l'unico in barriera, ovvero sia Ricotta. Rimessa per il San Vito. Praticamente all'ultima frazione di secondo voltaggio. Mazzonello. Eccolo voltaggio. Nuovamente Mazzonello, che poi va a bloccare per Allegra. Voltaggio, ancora Allegra riesce a passare. L'uscita di Virruso in scivolata quasi da centrale difensivo più che da portiere. E comunque rimessa credo per il San Vito. Sì, alla fine restituisce Allegra. Evidentemente l'ultimo tocco era stato di un giocatore del San Vito. Fair play apprezzato al Trem. La Rosa passa su Allegra, ancora la Rosa, palla fuori dopo l'ennesima deviazione. Cambialo poi il lato quando è così attaccati. Qui la Rosa per Ricotta in qualche modo riesce a tenerla, poi alla meglio su di lui Lo Bianco, che ha il problema di girarsi. Antonio Voltaggio gliela porta via Calvaruso, che poi prova a servire in mezzo la Rosa e la rete del 3-1 a Leandro La Rosa dopo la giocata in pressione da parte di Calvaruso. 3-1 Trem. Protesta la panchina del San Vito. E trova il gol Leandro La Rosa, che l'ha cercato per tutto l'incontro. Dunque, per la prima volta dall'inizio della gara 2 gol di vantaggio il Trem, adesso costretto anche a rischiare qualcosa in più il quintetto di casa. La Rosa serve Ricotta, in qualche modo tiene la palla in campo, poi viene raddoppiato alla meglio Voltaggio che esce palla al piede. Lo Bianco, Mazzonello costretto a metterla fuori. Calvaruso scambia con Ricotta, cambio rimessa. Torna Pappalardo nel San Vito. Pappalardo verticale su Allegra, pressato da Affaticato, che guadagna fallo laterale. La Rosa verticalizza l'intervento fondamentale di Antonio Voltaggio, che agevola l'intervento di Giovanni Voltaggio. Era andato in porta Calvaruso. Qui Allegra prova a passare, ma ancora Affaticato. In tutte le maniere gliela porta via. Poi Ricotta intercetta. Antonio Voltaggio alimenta ancora l'azione. Pappalardo, Mazzonello, Voltaggio a puntare Ricotta. Ricotta in qualche modo gli sporca il pallone, poi la pressione, il fallo di Ricotta. Calcio di punizione. Occhio alla palla per Allegra, è la sua giocata questa. Si stacca lateralmente, sempre spalla alla porta, sentendola alla porta, questa volta non la trova. Sono 4 i falli spesi dal Trem, a memoria nessuno speso dal San Vito. La Rosa
contro Mazzonello, riesce a dribblarlo, poi è anche raddoppiato da Allegra, sempre la Rosa, lo ferma questa volta Mazzonello, deve naturalmente anche gestire i contatti il 3M, visto che ha di fatto un solo fallo da spendere prima di entrare nel bonus del tiro libero, e di partita da giocare ancora ce n'è e neanche poca. Conclusione intanto di Voltaggio, bravo qui Virruso a distendersi, poi la pressione, la Rosa, Occhio che entra! Calvaruso prova a puntare, si defila ancora Calvaruso contro Voltaggio, riesce a tenere il pallone, si appoggia alla Rosa, passaggio non facile perché ci Allegra nei paraggi, la Rosa in qualche modo la tiene, non forza. Sulle sue spalle c'è scritto punteggio momentano, ovvero sia 1-3. Tanto Ricotta prova a passare contro Pappalardo che gli concede l'angolo. Ha faticato la Rosa, sempre Allegra davanti a lui. La Rosa cammina sul pallone, poi serve Virruso. Preso in controtempo Calvaruso, allora la ripartenza di Mazzonello che guarda la porta, la cerca e per poco non la trova, ad un passo dal gol il San Vito. Ci prova il San Vito, è qui con Mazzonello dopo una brutta palla persa dal 3M. È andato ad un passo dal sigillo personale. Gliela fai tenere ferma, Ale. Piano piano ti avvicini. Accorcia Calvaruso accorcia. contro Mazzonello, serie di finte, va dentro, blocca Giovanni Voltaggio che prova subito a far distendere i suoi compagni. C'è Antonio Voltaggio che prova a liberarsi, poi tocco intercettato, Virruso. Calvaruso ha faticato, verticale subito per Ricotta, si è sganciato Calvaruso, pessima palla da parte di Ricotta che poi prova a pressare, alla fine alla meglio la Rosa, l'arbitro fischia fallo di Ricotta, quinto fallo speso dal 3M. Quinto fallo. Mancano 7 minuti e 40 secondi. Tempo infinito quando c'è da evitare di commettere un fallo da tiro libero, però sappiamo anche quanto ad ogni livello gli arbitri siano anche abbastanza restii a fischiare falli da tiro libero, a meno che non siano proprio evidenti. Tanto ancora barriera scomposta, c'è il fischio, Voltaggio per Allegra che colpisce la traversa. E qui il primo vero grande squillo di Allegra, mentre attenzione alla Rosa che scucchiaio colpisce il palo, arriva Cottone, respinge Voltaggio. È successo di tutto in 15 secondi. Occhio fuori! Occhio fuori! Rimane però il risultato di 1-3. Ha faticato, conclusione fuori. È tornato, appunto, stavo per dirlo, è tornato Cottone e si è subito fatto notare dopo la traversa di Allegra e dopo il palo di La Rosa. Pappalardo la tiene sotto suola Pappalardo, poi cerca Allegra che parte da ultimo uomo. Allegra cerca la giocata, ancora Allegra, tocco per Voltaggio, ora Pappalardo se la sposta sul sinistro, bravissimo qui Virruso, nonostante Allegra gli passasse davanti, perde ancora una brutta palla, Ricotta, lo aiutano questa volta i compagni, Cottone dall'altra parte per La Rosa che ha spazio, palla dentro, bravo qui Mazzonello ad evitare il tapin a Ricotta.
non con un impatto eccellente in questo secondo tempo, ha commesso un paio di falli evitabili e anche perso delle brutte palle. Qui cerca di andare da solo, la perde ancora, arriva Voltaggio. Allegra prova a passare, ha faticato, lo respinge indietro. È il momento adesso di massima pressione del San Vito, brutta palla persa da Pappalardo. Ed è un fallo laterale per la squadra palermitana, per la terza forza del campionato. Virruso va a lungo di testa Mazzonello, arriva Runfolo a dare una mano. Ha faticato, decide di pulire il pallone da Cottone. Eccolo, ha faticato, autore del primo gol. Cottone. Palla in verticale per Runfolo, bella ma non funzionale alla corsa del pivot. Intanto alla palla calciata fuori. Tirati! Occhio qua! La Rosa. Pungi un po' bene. Runfolo. Con la gestione adesso il 3M ha faticato, spezza il raddoppio, poi non affonda, serve la Rosa. Nuovamente ha faticato, si è sganciato Runfolo, la palla è per lui, Runfolo col controllo, poi ha faticato addirittura di Rabona, poi la palla messa fuori. Mazzonello mette fuori, ha faticato. È nostra! Uno. Signorava una partita. Voltaggio. Palla per Mazzonello. Allegra al piccolo trotto, cerca di crearsi un po' di spazio, poi appoggia indietro a Pappalardo. Giriamo sempre. Tanto prepara anche il time out il 3M, mentre c'è Allegra. Voltaggio davanti a sé, c'è affaticato, prova a disorientarlo con delle piccole finte. Tocco per Pappalardo contro Runfolo, Pappalardo finta il sinistro. Mazzonello. Paolo. Allegra prova a passare, arriva Mazzonello, davanti a lui c'è Runfolo, Mazzonello in qualche modo la tocca per Allegra, Allegra con la palla che va fuori di nulla ed è calcio d'angolo. E angolo per il San Vito, che ha avuto l'opportunità ancora con Allegra, ma qui attenzione alla ripartenza. La Rosa con Runfolo e con Cottone. La Rosa va da Cottone, la Rosa con la finta. Perde l'attimo per affondare il colpo qui la Rosa, non perde per sua fortuna il pallone. Però qui spreca un pesantissimo contropiede, un 3 contro 1. Il 3M. Runfolo. Ha faticato Cottone per Runfolo. Saliamo piano! Cottone. Ancora Davide Cottone con la palla per affaticato. Sempre il 10. La Rosa. Coinvolto anche Virruso, anche per dare un po' di sfogo. Cottone per la Rosa, si è mosso Runfolo, la Rosa la tiene. Serie di finta contro Pappalardo, ancora la Rosa, cerca di liberarsi, non ci riesce, allora ha faticato. La Rosa si sgancia affaticato, la palla è per lui, affaticato, non sa a chi darla, allora torna in banca da Leandro La Rosa che scambia con lui. Cottone cerca di passare su Voltaggio, Runfolo affaticato. Cottone affaticato,
cerca di passare su Mazzonello che lo trattiene, arriva il fischio, arriva il fallo, primo fallo speso dal San Vito. 5-1 il conto dei falli. Runfolo la controlla in qualche modo Cottone. La Rosa prende anche questa. A puntare lo bianco, questa volta in velocità, il dribbling di La Rosa che si presenta in porta, non la trova però, colpisce l'esterno della rete. C'è time out chiesto dal San Vito. Dai, vieni. Allo sbagliato. Oh, pazienza, ragazzi. Gioco opposto. No, basta. Termina il minuto di sospensione chiesto da Mauro Basile. Gioca in power play adesso il San Vito. Vai Ale! Minuti finali in cui la squadra di casa cercherà di riaprire la partita per poi giocarsi tutto proprio in extremis. Sono lo bianco, Voltaggio, Mazzonello, Allegra e il quinto uomo è Pappalardo. Dall'altra parte La Rosa, Runfolo, Cottone è affaticato a protezione di Virruso. Allegra subito a cercare Pappalardo, palla dentro e l'autogol di Cottone subito raccoglie i frutti del power play il San Vito che si porta a -1 adesso. Testa! Peppe, saliamo! Ha raccolto subito l'opportunità e l'ha subito fruttata la squadra di casa. Pazienza però Fabri! Non ti fare saltare Fabri! Prendiamo fallo in casa! Cottone, il fallo di Voltaggio. Pazienza Antonio! Va bene! Secondo fischio contro il San Vito, che ricordo, se dovesse guadagnare un fallo andrebbe dal dischetto del tiro libero. Occhio alla palla, occhio che la tira sotto! Virruso cerca di lanciare verso Cottone, palla troppo lunga, c'è Giovanni Voltaggio. E allora subito power play con Antonio Voltaggio che prova ad andare. C'è Allegra, prova a ricostruire con i 5 uomini, ma sì, perché Pappalardo ha toccato la palla prima di varcare la metà campo, ma lo aveva fatto in precedenza l'altro portiere, ovvero sia Voltaggio, e quindi punizione naturalmente indiretta per il 3M. Qui rischia La Rosa con questa battuta della punizione. Mazzonello mette in fallo laterale. Occhio sul suo palleggio! Attacchiamo, ciao! Runfolo raddoppiato, prova a passare, mette dentro, colpisce il palo esterno. Stai alto! Guardalo! Voltaggio la batte lunga su Mazzonello, arriva Runfolo che protegge la rimessa, la tiene. E attenzione perché non cambia il portiere il San Vito, quindi rimane Pappalardo. Affaticato, Cottone sbaglia. Vai via papà, vai via! Assieme, messi bene! Tagliala Fabri! Lo bianco, Pappalardo, occhio che si è sganciato Allegra, la palla è per lui, Allegra in qualche modo, poi Virruso va a calciare verso la porta, la parata di Lo Bianco. E qui cartellino in mano per il direttore di gara, rosso per Lo Bianco che si è sostituito al suo portiere. Si becca il rosso, la palla era entrata praticamente sul tiro di Virruso ed è calcio di rigore.
e dunque perde un uomo. Sicuramente lo perde per il resto della partita, da capire come si riprenderà. Preciso. Ora. Quanto manca? 1 minuto e 12 e 15. Dai Gio, dai Gio, 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 Gio. 1:15 alla fine, rigore 3M, Aleandro La Rosa contro Giovanni Voltaggio. C'è il fischio, la rincorsa di La Rosa e il destro che spiazza Voltaggio, torna sul +2 il 3M con Aleandro La Rosa. Ah no, levati la casacca, Ale. Andrea pure tu, Andrea pure tu. Di fatto non c'è inferiorità numerica, visto che dopo l'espulsione è subito arrivato il gol, quindi si rimane 5 contro 5, ma perde un giocatore importante come lo bianco per il finale di gara. Manca circa un minuto alla fine, 2 gol di vantaggio per il Trem, che deve soltanto gestire per condurre in porto la nave. Qui intanto attenzione, ad Allegra si oppone molto bene Virruso, poi Liparotti che torna in campo per questo finale, non ha più nulla da perdere il San Vito, che calcia con Voltaggio, respinge ed esulta. Runfolo, attenzione a Voltaggio, finta il tiro, sempre contro il 19, palla per Mazzonello, si appoggia nuovamente a Voltaggio, poi conclusione di Liparotti, respinta. Voltaggio, Liparotti, Voltaggio, palla per Liparotti, ancora di schiena Cottone. Scarica. Liparotti viene a prendersi la palla, va a calciare, la spedisce in orbita. Andò, va in porta, andò. Veloce. La Rosa Sali! la tiene, non sfrutta l'opportunità di avere la porta avversaria libera. Cottone, verticale per Affaticato, tutti fermi in casa San Vito. Affaticato, l'uscita in 2 tempi, però la palla è ancora buona. Cottone, Affaticato entra in area, cerca lo spazio per calciare, non lo trova, la palla va fuori, ma è finita la partita. Ha vinto il 3M, che dunque inizia con un successo il 2025, è battuto un volitivo San Vito Lo Capo col punteggio di 2-4 e dunque mantiene la caccia alle prime posizioni la squadra di Calandra. Poi noi chiudiamo questo appuntamento qui da San Vito Lo Capo con il risultato finale: San Vito Lo Capo 2, 3M Palermo 4. Da Francesco Cammuca un saluto, ringraziamento, naturalmente appuntamento alla prossima.